E parliamo di lavoro, ma parliamo di lavoro in occasione poi che c'è stata il 15 novembre la giornata sulla retribuzione, relativamente alla retribuzione delle donne, parità retributiva, un miraggio soprattutto per l'Italia. Questo è un tema molto importante su cui si sta realizzando una campagna di sensibilizzazione e comunicazione anche con la collaborazione di Veneto Lavoro e della Regione del Veneto, ma per noi è l'occasione per capirci qualcosa in più. Avere retribuzioni diverse, così sperequate, e donne prendono molto meno rispetto agli uomini, non è una buona cosa. Se può compensarsi durante il periodo dell'attività lavorativa per l'ambito familiare, dopo quando c'è la pensione la situazione diventa molto pesante, a volte insostenibile con rischio povertà. Allora, ne parliamo con i nostri esperti di quest'oggi. Vi presento subito la dottoressa Silvia Cavallarin, grazie di essere qui con noi, coordinatrice dell'unità organizzativa di Veneto Lavoro. Grazie dottoressa. E con Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Ben arrivato anche a lei, ben ritrovato direttore. Allora direttore, innanzitutto direi di incominciare cercando di capire qual è la situazione. Ci sono dei numeri impietosi per quel che riguarda l'Italia e siamo il primo mondo, yuppi, che felicità, non mi sembra proprio così. Cosa avete riscontrato? Ci racconti un po' anche le origini di questo lavoro che avete svolto? Diciamo che la misura della differenza salariale tra maschi e femmine, quindi nell'approccio di genere, non è facilissima, nel senso che ci sono tanti indicatori e in alcuni aspetti anche molto confusi. In ogni caso le questioni di fondo sono molto semplici. La prima, le donne hanno, in particolare nella nostra regione, una partecipazione al lavoro più bassa rispetto agli uomini. Se è il 70% il tasso di occupazione complessivo, quello femminile si attesta al 60%, quindi vuol dire che c'è uno spazio importante di allargamento della quota di lavoratrici all'interno del mercato del lavoro. Non si capisce l'età? L'età è molto, è distribuita in modo uniforme. Diciamo che il tema principale è le donne hanno uno spazio maggiore da coprire in termini di occupazione nel mercato del lavoro. La seconda questione è che le donne rispetto ai maschi fanno molto più part-time. Per ragioni familiari naturalmente. Per ragioni in parte di organizzazione, quindi di organizzazione della propria vita lavorativa e personale, e quindi anche familiari. Il terzo elemento è che le donne fanno anche molte ore di lavoro non retribuito, quindi nell'assistenza ai propri figli, alle persone della propria famiglia. La quarta questione riguarda il fatto che le donne tendenzialmente lavorano all'interno di settori con bassi salari, la scuola, l'assistenza sociale. Questi quattro elementi messi insieme provocano il rischio di una pensione bassa. Nell'evento che abbiamo organizzato venerdì scorso abbiamo evidenziato come il rischio sia del 50%. Il valore delle pensioni per le donne è del 50% rispetto ai maschi. Allora è chiaro che questo implica una dimensione anche di povertà potenziale, che è l'elemento critico. Quindi bisogna intervenire sulla maggiore partecipazione al lavoro, maggiori tutele rispetto alla conciliazione vita lavorativa, un maggior welfare, tutti elementi che abbiamo in qualche modo individuato e definito. Certamente c'è un tema culturale di attenzione al problema che va messo in evidenza, e su questo è importante lavorarci. Da questo punto di vista la legge che la Regione Veneto ha approvato, la legge 3 del 2022, aveva proprio lo scopo di intervenire in termini di promozione per ridurre la disparità salariale tra maschi e femmine e
promuovere il lavoro femminile. Questo era un po' il tema di fondo. Su questo poi la Regione ha affidato a Veneto Lavoro il compito di lanciare la campagna promozionale su questo tema. Su questo ci siamo focalizzati presentando le prime iniziative su cui andremo a lavorare. Equamente al lavoro è la campagna, la vediamo adesso sul sito internet. Ecco, però quello che io mi chiedo, perché appunto qua si deve contrastare il gender gap, poi c'è il registro delle imprese, adesso ne parleremo anche insieme. Direttore, perché un datore di lavoro nella tipologia delle aziende del nostro nord-est, che voi analizzate, poi parleremo anche della bussola, quindi del mercato del lavoro come sta andando, dovrebbe a un certo punto retribuire generosamente ed equamente però una donna come un uomo? Chi glielo fa fare? Lo sa perfettamente che il collega lo retribuisce di più, e la risposta che viene è perché mi dà più disponibilità oraria, è disposto a fare anche a volte degli straordinari, poi magari non è vero, lo fa anche la donna, per carità, sacrificando la famiglia, la propria vita, però ci va che la risposta di default è questa, perché non avrà sicuramente la maternità, insomma avrà ambizioni di carriera e potrà anche farla, e tutte risposte in quest'ottica qui. Poi di fatto l'azienda ci risparmia perché paga di meno e di conseguenza chi glielo fa fare, perché è una cosa che il datore di lavoro sa perfettamente. Cioè io ho provato anche a parlare con più parti datoriali e mi sono accorta che c'è questa consapevolezza, non è l'uovo di Colombo, forse non tanto delle lavoratrici, non sono a conoscenza del gap che c'è con i lavoratori della medesima azienda, questa volta non è così conosciuto. In realtà la dimensione della differenza salariale riguarda alcuni settori, alcune zone. Per esempio nella pubblica amministrazione non esiste la differenza perché salariale. Lì grazie a Dio non c'è. Allora, ci sono alcuni ambiti in cui questo è più evidente. Noi abbiamo evidenziato che oltre a questo aspetto, quindi di applicazione dei contratti o degli istituti penalizzando il pubblico femminile, bisogna tener conto anche dei 4 fattori che dicevo prima, e cioè del fatto che le donne esercitano ore di lavoro non pagate, che le donne in molti casi operano all'interno di settori che sono ad una bassa retribuzione, quindi su cui bisogna intervenire, che l'occupazione femminile ha margini di crescita importanti, e poi la presenza del part-time. Quindi bisogna comunque intervenire anche su questi aspetti strutturali. In che modo? Il welfare, per esempio, può rappresentare una strada di supporto, di aiuto. Spieghiamo cos'è il welfare, che tante volte lo viene nominato, poi chi ci ascolta non tutti comprendono come si estrinseca, cosa vuol dire? Beh, il welfare significa tutto ciò che ha a che fare sia con la dimensione della gamba pubblica, quindi pensioni e assistenza sociale, la parte privata, che vuol dire tutto ciò che ha a che fare con la contribuzione che viene rilasciata dalle imprese e dai lavoratori e lavoratrici a favore di misure, per esempio fondi di previdenza complementare. Per esempio oggi disporre o non disporre di una pensione aggiuntiva, no, complementare, permette a chiunque, maschio o femmina, di anticipare l'uscita rispetto al mantenimento di un'ipotesi a 67 anni o forse anche di più. Lo stesso vale per tutta la partita degli enti bilaterali, sempre attraverso la contribuzione delle persone e delle imprese, e poi abbiamo tutto quello che rappresenta il welfare aziendale, che vuol dire la decontribuzione per una quota di servizi di tipo sociale o di fringe benefit, come vengono definiti, in modo tale che al lavoratore possa avere un beneficio, il lavoratore possa avere un beneficio in termini di servizio, in termini economici, per rispondere alle esigenze di cui lui ha bisogno, tra cui le esigenze di tipo sociale, per esempio di conciliazione vita lavorativa e vita familiare. Ecco, tutti questi elementi sono presenti oggi come menu su cui le persone possono accedere. Si tratta anche di farle conoscere, promuovere un certo stile
di rapporti di lavoro e soprattutto di favorire la conciliazione vita lavorativa e vita familiare. Il classico esempio degli asili nido o degli asili è un elemento chiave per poter favorire la fertilità femminile. Però di fatto poi le donne si sobbarcano il carico di gestire i figli e difficilmente l'uomo prende i giorni per stare a casa quando il figlio è malato. Può avvenire, però è più difficile questo. È un fattore meramente culturale, questa domanda la pongo a lei, dopo la pongo anche a lei, dottoressa. È un fattore culturale che quindi rallenta ad entrare un po' nella nostra concezione, o è un problema anche oggettivo per le persone? È decisamente un problema culturale. Noi abbiamo presente alcuni paesi, recentemente abbiamo fatto una visita in Olanda agli omologhi servizi per l'impiego e abbiamo realizzato che in Olanda è presente un alto tasso di lavoro part-time femminile, però anche una presenza di part-time maschile. E di conseguenza questo vuol dire che c'è una compensazione familiare, in aggiunta ad un alto tasso di occupazione. Quindi distribuire il peso del part-time tra i generi da una parte consente di favorire anche un'occupazione femminile maggiore. Per esempio, questo è un elemento che abbiamo osservato direttamente in un paese moderno come il nostro. Sì, noi da questo punto di vista non siamo modernissimi visti i numeri, però dopo entriamo, ci vantiamo appunto di esserlo. Quelli che siamo. Dottoressa, però di fatto part-time, tante vorrebbero il part-time, tante signore vorrebbero il part-time, anche giovani donne vorrebbero il part-time, più che non magari gli uomini, però poi questo vuol dire che un domani, quando andranno in pensione, si troveranno svantaggiate. Questo è un aspetto che voi avete analizzato come Veneto Lavoro, facendo una proiezione lo diceva anche il direttore, di una pensione estremamente esigua. E poi anche la stessa domanda, c'è un fattore culturale oppure no? Sì, il fattore culturale in questo senso è molto importante, soprattutto perché oggi vediamo che la cura della famiglia è sostanzialmente sulle spalle delle donne. A latere della campagna informativa che come Veneto Lavoro gestiamo, abbiamo anche iniziato a fare una ricerca sul divario retributivo con la collaborazione dell'Università Ca' Foscari e dell'Università di Padova. Allora, il divario retributivo, come ha detto il direttore, non è di facile lettura, perché sulla carriera lavorativa delle donne influisce la maternità, influisce la scelta del part-time. Oggi non c'è più solo il problema della maternità, ma c'è anche il problema della cura dei genitori anziani. I caregiver, chissà chi sono. Questa discontinuità lavorativa porta effettivamente poi ad avere una pensione inferiore rispetto all'uomo che fa altre scelte durante la sua carriera lavorativa. Allora, con la collaborazione di queste realtà accademiche citate, noi vorremmo studiare il divario retributivo, non solo dal punto di vista giuridico, quindi delle norme e delle possibili soluzioni, ma studiarlo anche dal punto di vista psicologico, e qui mi rifaccio appunto alla sua domanda, è una questione culturale, quindi noi vorremmo, perché interpellando una professoressa dell'Università di Psicologia di Padova ci ha detto le ragazze quando si presentano nei colloqui di lavoro, quando scrivono la loro lettera di presentazione, dicono io sono diligente. I maschi si presentano e si definiscono brillanti, quindi forse c'è anche un aspetto culturale, una visione stereotipata. Mentre diligente e brillante. È interessante, no? Lo sentiamo cosa ne pensa dopo anche il direttore. Il fattore è psicologico, sì, nell'approccio al problema, mentre con la facoltà di Scienze Politiche vorremmo analizzare le politiche pubbliche a sostegno appunto della tematica della disparità di genere. Quindi a latere della campagna ci sarà anche questo studio, però noi l'abbiamo voluta effettivamente
dire, abbiamo voluto una campagna diversa, equamente al lavoro, quindi dare il concetto di equità, dare anche il concetto di merito, ma di analizzare questo fenomeno cambiando la prospettiva. Il legislatore sostanzialmente ha legiferato questa legge sulla valorizzazione dell'occupazione femminile e a noi sta a portare, come porteremo in tutte le province, questo cambio di prospettiva nell'approccio al tema, che è un tema effettivamente importante, anche perché oggi noi siamo un paese con un tasso di natalità bassissimo e quindi numerosi sono le questioni, noi li chiamiamo problemi, ci poniamo con un atteggiamento positivo, numerose le questioni legate al divario retributivo, e noi abbiamo scelto novembre anche per il lancio della campagna, anche per un motivo fondamentale. Novembre è il mese in cui si parla molto della violenza di genere. Allora io credo che l'indipendenza economica assolutamente sia fondamentale per uscire dalla spirale della violenza di genere, di una violenza familiare. E nella campagna abbiamo coinvolto l'Ispettorato del Lavoro, abbiamo coinvolto l'INPS e abbiamo coinvolto soprattutto le figure delle consigliere di parità, che sono presenti in ogni provincia e sono delle figure di garanzia che servono a tutelare all'interno della provincia, per conto del Ministero del Lavoro, qualora si stia vivendo una situazione di discriminazione nel luogo del lavoro. Che però non sono così, ho scoperto, così conosciute. La campagna appunto sarà il modo per conoscere questa figura a cui si può accedere gratuitamente, che ha una rete importante nel territorio, con l'Ispettorato del Lavoro, con lo SPISAL, con i centri antiviolenza, quindi è un punto a cui chi è vittima di discriminazione sul lavoro può rivolgersi. E quindi le consigliere saranno coinvolte in tutti gli eventi provinciali, perché noi siamo partiti venerdì scorso e adesso la campagna proseguirà per tutto il Veneto. Secondo lei, direttore, relativamente a quello che diceva la psicologa, che mi è piaciuto anche da dirigente e così esuberante, però anche forse il coraggio, sempre un fattore educativo, quindi culturale, ma anche il coraggio di porsi in un certo modo da parte delle donne, anche che hanno magari una certa età, però anche delle più giovani, quindi c'è sempre anche un fattore di educazione a monte, alla radice, che pone dei problemi. Ma io credo che la questione educativa rappresenti non solo in questo tema, anche in altri tornanti che in questo momento stiamo vivendo. Penso per esempio il lavoro stesso, rappresenti quindi la questione educativa l'aspetto più delicato, perché in un corretto rapporto con la realtà, dove la persona incrocia i problemi, affronta le difficoltà, ha un contesto in cui può farsi aiutare e procede speditamente nel proprio destino lavorativo e personale, familiare o meno, io credo che su questo si possa comunque dire che la maggioranza, la gran parte delle persone hanno percorsi equilibrati in un sistema, in un contesto in cui la precarietà e la incertezza soprattutto sono il compagno di viaggio principale. Di conseguenza è cambiato un mondo, no? Davanti a noi, in cui le certezze che avevamo prima di avere il posto di lavoro dall'inizio fino alla fine non ci sono più, e quindi il cambiamento, la cultura del cambiamento e la sfida del cambiamento è diventata la partita più rilevante nell'ambito del percorso sia personale che lavorativo. Quindi è evidente che dentro questo orizzonte di nuove difficoltà legate proprio al concetto di cambiamento,
la questione educativa, e cioè di dove poggia la persona, è cruciale, e su questo io credo che la partita debba farla tutti i soggetti che ne hanno in qualche modo una vocazione, un compito, la famiglia, la scuola, le istituzioni, ma la stessa impresa che comunque diventa anche un luogo non solo di profitto o di stipendi, ma anche educativo, perché io passo tantissimo tempo di vita, sì. Oltre a tutti i corpi intermedi che rappresentano comunque punti di riferimento per il destino di ciascuno di noi. Allora, in questo senso valorizzare tutto il bene che c'è è il compito principale, anche perché di bene c'è tantissimo. Per fortuna sì. Dottoressa, c'è un aspetto che mi è piaciuto, che ha sottolineato il cambiamento in generale è avvenuto, senza dubbio, poi c'è l'ulteriore cambiamento dopo il Covid, di intendere il lavoro, nelle nuove generazioni, eccetera. Pongo la domanda, poi risponderà magari dopo la pubblicità, però c'è anche il cambiamento dei valoriali della famiglia. E quindi se una volta c'erano i presupposti, come diceva anche il direttore, di entrare nel mondo del lavoro e uscire quando si era pensionati, una volta c'era anche il presupposto che in linea generale facevi famiglia, ti sposavi, avevi dei figli, quella restava il tuo nucleo di riferimento, per cui se anche la donna avesse rinunciato a lavorare per il bene della famiglia, dei figli o a un part-time e tutto, poi comunque c'era il marito che avrebbe accudito, ha provveduto. Adesso non è assolutamente così, perché abbiamo la percentuale non solo altissima di non filiazione, ma anche altissima di separazioni, quindi la donna deve far conto sulle sue forze, perché poi se resta sola, come diceva lei, casi di violenza eccetera sono i casi estremi, ma anche situazioni di dissapori, poi si scioglie la famiglia e cosa succede? E quindi sono cambiati i presupposti anche in modo molto radicale. Che tipo di valutazioni vanno fatte? Ne parliamo insieme, quindi fate anche le vostre considerazioni tra pochi secondi dopo la pubblicità, tra poco.